Il segreto della longevità, ben noto ai tanti ultracentenari che vivono in Sardegna, è ancora oggi un mistero. Forse è proprio il mix tra DNA e una vita sana che assicura di vivere a lungo in una delle regioni della Blue Zone, le zone del mondo dove si concentrano centenari e ultracentenari. Tutti elementi che troviamo nella lunga vita di due donne residenti a Cagliari, Adele Anedda, appena compiuto 105 anni, e Laura Todde, che tra pochi giorni saluterà le 101 primavere. Le due ultracentenarie che abbiamo incontrato per una chiacchierata in un viaggio tra 2 secoli hanno anche un altro punto in comune: le origini a Seui, paese della Barbagia che registra da sempre un alto tasso di longevità. Un paese accogliente, noi andavamo d'estate in villeggiature, facevamo delle grandi passeggiate, anche lontano, in foresta, ad Arcoedì, eccetera. Ci piaceva camminare. La signora ha compiuto 105 anni lo scorso 23 settembre. Con lei a festeggiare c'erano le 2 figlie e le amiche, con cui continua spesso a giocare a carte. Sono nata a Cagliari. Quando? Quando è nata? 23 settembre del 1915. E quindi quanti anni ha? Faccia il cane. No, me lo dica lei. Ne ho 105. Ce la racconta la sua giornata, da quando si sveglia fino a sera? Cosa faccio? Mi annoio terribilmente. A che ora si sveglia? Verso le 7:30, le 8, così. E poi? E poi aspetto che passi il tempo. E cosa fa durante il giorno? Faccio le prove incrociate e quello che capita. Se viene qualcuno, qualche amica. La televisione magari? Un pochino. Cosa le piace guardare in televisione? In genere i documentari, insomma le cose interessanti, no? Le sciocchezze. Se in paese la guerra non ha avuto effetti devastanti, chi stava a Cagliari ha vissuto il terrore delle bombe che piovevano dal cielo in quella primavera del 1943. Si ricorda la guerra? Ha vissuto durante la guerra? E come? E ce la racconta quel periodo, cosa si ricorda? Della guerra. Che abbiamo perso tutto quello che avevamo. Tutto. Eravate sfollati, Sì. vero? E quindi siete rientrati a Cagliari. Com'era la città quando siete rientrati? Una desolazione. Triste. Mi ricordo la via Manno è stata bombardata. In mezzo alla strada si vedeva questo lampadario vagante che era uscito da una casa e c'era questo lampadario che girava così per dire che disastro. Finita la guerra, la signora Anedda è rimasta a Cagliari con il marito, di professione dentista, e le figlie. Ha viaggiato tanto e il posto più bello? Firenze, ma ha sempre amato la sua città. Ha viaggiato molto, ci hanno detto. Sì, ho viaggiato abbastanza, sono stata diverse volte in Oriente, ho viaggiato più all'estero che in Italia, che in Europa. In Sardegna invece no, non ho girato molto, anche perché avevo un marito che non piaceva viaggiare, era sedentario e quindi Però viaggiava lo con stesso. amiche e parenti andavo, sì. E non aveva paura di viaggiare, di prendere l'aereo? Paura, no. Mi rimaneva sempre il desiderio di tornare sul posto. Come si arriva a 105 anni? Vivendo così, serenamente, senza particolari pensieri. Questi 105 anni, come ci si arriva? Come ci si arriva? Vivendo normalmente. Aveva circa 20 anni zia Laura, quando lasciò il paese per trasferirsi prima a Ulassai e poi a Cagliari, insieme al marito ferroviere. Arrivò nel 1950, quando Cagliari era nel pieno della sua ricostruzione dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E così Laura e il suo sposo mettono su una famiglia numerosa che oggi conta ben 10 figli.
Quanto figlio hai dentro? 10 figli, vero? 10? 10 figli. E canto, 10. Salvatore, no, ascolta, Salvatore. 7, 8. No, ne manca 7, 8, 10. Però andavo a poco Però i testi con un solo, si montano, si può contare un solo, quando non ti cresce si può contare un solo. E poi si rimanesse dal periodo. E poi cosa conta Barrauso, È andata a Barrauro. 10 figli hai dentro, 10. E grazie a Dio su B28, su 28 su Bios, grazie a Dio. Però uno più bello dell'altro. Mischinetto, no? Bello su punti. Bello. E tu come ti sei? Più o meno. Bella dove pure sei? Devo sapere mia già dopo fatta. Da si fatta sta parte tua? Anda bene. E ti fai a Babulu, ti ricordi? Babulu, ti traballo fai? Vai su calzolaio un domo. Vai su calzolaio un domo. Calzolaio. Ma bravo Piera, bravo calzolaio Piera. Gente credo. No. Puti, bravo e mi ha dato pure. Poi è andato in Francia, vero? È partito in Francia Babulu. Su Francia. In Francia è partito tuo padre? Non me lo ricordo. Non te lo ricordi? Sì. Sì, forse sì. Non date la so senza nulla. Senza nulla no. Ha traballato sempre Babulu, vero? Mio padre. Una mamma e uno babbo. Sì? Non ti lascia dei figli a papà. Senza papà. Senza papà. Per cui, grazie a Dio. Quindi tu sei assistito a tutto. Babulu ha assistito a tutto, ma che ci viene a guerra e si va a bene su proprio. Ma mio padre non era rimasto mai senza lavorare. E tu si traballa un figlio tua? Mela si traballa? Mela? Molto. Fai a sta su pani in domo? Su pani? Non manca nulla, vero? Ci via tutto papà, vero? No. Non ci mancava niente davvero. Tanto vi sta fortunata. Oggi vive a casa sua, a Pirri, assistita da una badante dopo una caduta di qualche anno fa, ma fino a 95 anni era autonoma e cucinava da sola. Quando era nel pieno delle sue forze, zia Laura organizzava i pranzi della domenica per tutta la famiglia, preparando anche 400 culurgiones alla maniera seuese. Ti piace ti sculurgioni? Ti piace ti sculurgioni? Sì. Sculurgioni, mi piace. Però è traballato sfare, no? Uno sa uno. Il mono non ci dava esprusa, no? Prima li facciamo. Prima tu fai a sculurgioni, sì, mamma? Ma mai. Prima tu fai a sculurgioni, sì, lui? Sì, mia mamma sempre. Tua mamma e tu? Tu pure? Ma devo ancora pentica, ma lei ha fatto subito. E tu però quando sei cresci andassi fatto culurgioni, sì? Sì, li ho fatti. Andassi fatto un meta, sapete tu? Non meta. Su tanti poteva fare già il papà. Ascolta mamma, ti piace ti sdurci, Samaretto, su ciambella, sa? Tutto mi piace. Tutto. Se chi non mi prende ti scroppo. Ma tu che vino bevi? Vino bianco o vino nero? Se quando bianco, Quando ci dia? Poi, penso che tu andai là. Allora, ma ti piace il prosciutto su vino nero a tu? Come? A tu ti piace il prosciutto su vino nero? Volendo, è buono il nero e il bianco. Però il vino nero è il migliore. Il vino nero è il migliore, vero? Una casa in festa, piena di voci e allegria. La signora Todde ha sempre amato le feste. Il 9 ottobre 2019, quando ha compiuto 100 anni, i familiari l'hanno riportata dopo tanto tempo nella sua amata Seui, dove ha ricevuto l'abbraccio della sua comunità. Quella festa Seui? Sì. Io ho mangiato di tutto. Perfetto, certo. Di tutto. Di tutto mangia, prosciutto. Invece ci sono di quelle
che fonti con una cosetteggia o una... che non vogliono mangiare, che tolgono le cosettine, è vero? E spostano. Invece tu mangio di tutto. Sono una donna mangiatora di pane. Mangiatrice di pane. Va bene. Visto ci ha fatto ridere. Ma male una passata di risi, Si fa una passata di risi tutto, sì. S'anno passato si è fatto 100 anni su noi, di ottobre dell'anno passato, del 2019, si è fatto 100 anni su. forse che lei non è pronto. No, che lei non è pronto quest'anno. La città che entra, la città che entra, fa 101. Quando sei nasce, ti ricordi? No, non so nasce. Quando sei nasce? Non ti ricordo. Su noi di ho scritto. Tanti scritto quando sei nato. Su noi di ottobre del 19. Sì. 9 ottobre 1919. Meglio non buttarlo quello è scritto. No, quello è scritto, te lo conservo. Quello è tutto, quello non lo buttiamo. 9 ottobre 19, vero? È un po' di tempo fa, vero? Ascolta mamma, ma quanto ti piacerebbe vivere ancora? Quanti anni? Ma che mi si chiama da 300 anni. A 300 anni? Sì. Non sei stanca dei bivi, no? No. Ti piace di bivi ancora? Sono seduta sempre, perché mi dovevi stancare? Perché mi dovrei stancare? Sono seduta, vivo bene, vero? Ma ascoltai. Ascolta mamma. Prendetelo al braccio e portatelo fuori. Ti sto facendo la testa così.